Adesso volevo presentare anche, fare due parole, se permettete, prima di andare avanti, all'avvocato, ex procuratore, vicepresidente e un sacco di altre cariche, Tonino De Silvestri, che ci ha fatto l'onore di raggiungerci e che è favorevole anche lui alla nostra idea di lotta. Prego, avvocato. Grazie per l'invito. Si sente? Ringrazio per l'invito, ho seguito l'attività degli amici di questa associazione con moltissimo interesse, perché proprio per i discorsi che si facevano prima, non valutare alternative non è manifestazione di intelligenza. Allora, prima faccio una considerazione esclusivamente come socio, come voi. Chi vota sì alla trasformazione deve già essersi programmato un sì pure all'aumento di capitale, perché se uno vota sì alla trasformazione dell'associazione, poi come ha spiegato molto bene il professor Lugano, viene diluito, e se poi consideriamo cosa succederà col titolo che andrà in borsa, se già si ipotizza che il titolo in borsa varrà 1, 2, così dicono gli analisti, me lo confermerà il professore, per di più ci facciamo diluire, votare sì significa sostanzialmente rimanere con un pugno di mosche, quindi pensare che quel pugno di mosche che ci resta in mano diventerà un elefante credo che sia una leggenda. Quindi ecco, questa è una considerazione che vi volevo fare. La seconda, che la faccio sempre come azionista: se io ho un incidente d'auto, distruggo la macchina e devo decidere se venderla, se rottamarla o farla aggiustare, cosa faccio? Vedo quanto vale la macchina, il valore di mercato della macchina e mi regolo di conseguenza. Allora mi domando, ed è una domanda che ho fatto in preassemblea al dottor Iorio e ovviamente non ho avuto risposte, la domanda è: ma per quale motivo, se io ho in sostanza una banca disastrata, quale sarebbe il motivo di fondo per cui io dovrei investire altri soldi nella banca disastrata con prospettive di realizzo molto limitate? Allora tanto vale che quegli stessi soldi io li impegni in investimenti alternativi, ossia quello del discorso di voler salvare la banca è un discorso che sostanzialmente è un discorso romantico, ma non ha senso. Quindi vi ripeto queste due considerazioni: voto sì, devo votare all'aumento di capitale e non si sa come va a finire. In ogni caso, se aderisco all'aumento di capitale mi devo domandare: ma perché dedico soldi, posto che li abbia, a fare l'aumento di capitale e non a investire in altro? Ecco. Come giurista, anche come ex PM, ovviamente il mio profilo è giuridico, cioè a tutti i comportamenti inaccettabili sotto il profilo umano, sotto il profilo etico, i danni sociali, io vi faccio notare che sono stati commessi dei reati particolarmente odiosi. I giuristi parlano di white collar crimes, i delitti dei colletti bianchi, ossia i delitti dei colletti bianchi sono quei delitti che fanno molto più danni dei crimini comuni. Un rapinatore fa molto meno danni, persino chi fa, che ne so, un'associazione per delinquere finalizzata alla droga fa meno danni di quelli che hanno fatto i nostri amici della Banca Popolare di Ed allora io, che ovviamente mi sono occupato dell'argomento per motivi ovviamente personali, ma anche di interesse adesso professionale, e ho studiato a fondo l'argomento, e intanto nel concordare assolutamente con quanto detto dal collega, le associazioni possono avere un valore come moral suasion, un valore informativo come appunto questa che ha un grandissimo valore informativo, ma le associazioni a livello di tutela non servono assolutamente a nulla, perché le posizioni non sono assolutamente omogenee tra di loro, quindi vanno studiate una per una e regolate una per una. Alle due possibilità, i due piani di tutela ai quali accennava il collega, cioè la tutela penale, per me è fondamentale la truffa. Non ho tempo e non è questo la sede per spiegarvi, perché secondo me c'è una truffa grossa come una casa in certi casi.
oltre, dicevo, alla tutela sul piano penale e alla tutela sul piano civile, in teoria c'è pure la tutela dell'ombudsman bancario, che è un giurì, una sorta di, non è un arbitrato, chiamiamolo un giurì, che è la parola più esatta, che consente di muoverci nei 2 anni, quindi per esempio quelli che hanno sottoscritto l'aumento del 2014, che per me è l'aumento più odioso, quello che grida vendetta, perché nel momento in cui la banca nel 2014 ha fatto l'aumento era già il periodo in cui non ripozzava le azioni quando uno chiedeva di vendere, quindi è veramente inaccettabile questo. Questo istituto non dà particolarissime garanzie, però ha il vantaggio che vincola solo la banca se per caso questo giurì accoglie il reclamo. Se non lo accoglie e se questo reclamo invece viene, va contro il cliente, va contro l'azionista resta libero di fare tutto quello che vuole fare. Mi sono espresso male, ma il concetto è: si fa un reclamo alla banca, l'importante è che sia di 2 anni precedente il misfatto. Se la banca dice no, ovvero non risponde entro 90 giorni, allora si va davanti a questo giurì che è composto da 5 persone, 2 sono di provenienza bancaria, 2 provengono dalle associazioni e c'è un presidente nominato dal Consiglio di Stato. Ci va male? Non ce ne frega niente, fatemi passare il termine, perché abbiamo sempre la strada civile e la strada penale. Per quello che mi riguarda, ma chiudo qui, la strada penale è largamente preferibile per tutta una serie di considerazioni che non sono in grado di fare qui. Comunque, facendo la strada penale si conta intanto sul patrimonio di indagini della Procura della Repubblica, delle Procure della Repubblica, perché altrimenti chi fa un'azione civile deve provare tutto quello che dice, pure se dice io respiro. Ed in ogni caso, nelle azioni penali ci si può costituire parte civile e soprattutto si può chiamare in causa la banca come responsabile civile, quindi per me è largamente preferibile la via penalistica. Poi, in modo intelligente, dipende da qual è il caso, si possono pure in qualche modo combinare, integrare la tutela civilistica e la tutela penalistica. Di più non dico perché vi ruberei tempo. Grazie. Adesso